Ancora un'aggressione, ancora in carcere, ancora vittime gli agenti di polizia penitenziaria. Nella casa circondariale di Vicenza, dall'inizio del 2024, in poco più di una settimana sono già due gli episodi destinati a far discutere. L'ultimo poche ore fa, quando un detenuto di difficile adattamento, che per innumerevoli aggressioni ai danni degli agenti è già sottoposto al regime 14 bis OP, ha colpito con un manico di legno l'agente preposto all'apertura dell'aria che purtroppo è finito in ospedale. Questo a pochi giorni dal caso di un altro detenuto che, salito sul tetto del nuovo padiglione, ha devastato l'impianto fotovoltaico del carcere di Vicenza. Oggi la polizia penitenziaria chiede un giro di vite per i detenuti difficili e più investimenti sulle case circondariali, oltre a un riclassificamento della casa circondariale di Vicenza che nel corso del tempo ha modificato radicalmente la struttura penitenziaria e la tipologia dei detenuti. La questione va risolta urgentemente dalle istituzioni politiche e la consigliera regionale Silvia Maino è tornata a proporre di dotare la polizia penitenziaria di taser. Nel 2022 a settembre si contano 9 aggressioni agli agenti di polizia penitenziaria e 14, ripeto, 14 manifestazioni di protesta collettiva. Gli agenti non si sentono sicuri e con il taser, che è un elemento di grandissima deterrenza perché consente da 3 a 9 metri di poter intervenire senza causare danni fisici al detenuto, potrebbero lavorare e sentirsi più in sicurezza nel loro ambiente. Grazie a questo governo finalmente ogni casa circondariale ha avuto il suo direttore in servizio stabile. Parliamo di Vicenza, Venezia, Padova, Rovigo e Belluno. Adesso è ora di passare al taser, è ora di garantire agli agenti di polizia penitenziaria di lavorare in sicurezza.